Le regioni sono state fondate nel 1970. Il primo e unico presidente è stato Tomelleri, Angelo Tomelleri. Da quel presidente non abbiamo più avuto un veronese. In realtà la colpa è un po' anche nostra, perché il benessere che c'era a Verona in quegli anni ha fatto sì che un po' si rinunciasse alle opportunità della regione. Voi ne avete parlato e siete stati tra i pochi e vi ringrazio, ma dal punto di vista economico a Verona è successa una rivoluzione negli ultimi 10 anni, non abbiamo più una delle assicurazioni più importanti d'Italia, non abbiamo più 2 banche che erano tra le top 5 italiane, quindi noi avevamo realtà che riuscivano a supplire a quello che deve o può fare la regione. Allora il sindaco, faccio un esempio, si rivolgeva prima alla Banca Mutua, poi Banca Popolare di Verona o alla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, prima di andare a Venezia. Oggi non ci sono più e quindi noi però ci siamo abituati a risolvercele in casa, mentre Padova, Treviso e Venezia, che non avevano questa forza finanziaria, facevano asse e si rivolgevano alla regione. Oggi che i tempi sono cambiati, bisogna che il Veneto guardi in una nuova prospettiva la regione che deve dare pari opportunità a tutti i territori.